insieme a Rosa che ci presenterà la pastiera napoletano di grano. Lei è originaria di Napoli, quindi meglio di lei potrà insegnarci come farla. Buon lavoro! Grazie! Allora, partiamo con la pasta frolla. La pasta frolla si fa con mezzo chilo di farina, 200 g di zucchero che aggiungo, 3 uova intere, e lo strutto. (200 g di strutto). Lavoriamo il tutto fin quando la farina non assorbe tutti gli ingredienti e diventa una palla liscia che poi metteremo a riposare. Non dimenticate un pizzico di sale che serve per dare la sapidità. Farmi apparire. Non ti preoccupare. È già pronta. La frolla è pronta. Allora, avvolgiamo la frolla nella pellicola e la lasciamo a riposare in frigo per un paio d'ore. In questa pentola abbiamo messo a cuocere 800 g di grano già cotto con 300 g di latte, 100 g di zucchero e sempre un pizzico di sale. Dobbiamo farlo cuocere lentamente finché non diventa una crema. Poi lo lasciamo raffreddare e uniremo l'impasto fatto con la ricotta. Adesso passiamo al ripieno di ricotta. Schiacciamo la ricotta e uniamo 7 uova intere e 3 turli. Cominciamo a lavorare.
Aggiungiamo lentamente i 700 g di zucchero, continuando a lavorare cercando di montarli. Aggiungiamo arancia grattugiata, un poco di acqua di millefiori e una bustina di vanillina. E continuiamo a mescolare. Sta diventando sempre più cremoso e fra un 5-6 minuti di cottura è pronto. Spegniamo il fuoco e lo mettiamo a raffreddare. Adesso spegniamo e facciamo raffreddare un poco il composto per poi unirlo alla ricotta. Allora, prendiamo il panetto di pasta frolla che abbiamo fatto, tagliamola in 2 parti, una più grande e una più piccola, perché una ci serve per fare le striscioline e una ci serve per foderare la teglia. Tanto questo non si sente. Non si sente, Cioè, infatti, sì. le azioni le cancello. Che tipo di musichetta? Beh, certo. Adesso, aspetta, però questo è bello. Allora, abbiamo preparato la teglia con la frolla per poter mettere poi l'impasto. Nel frattempo ci prepariamo la frolla per fare le striscioline da ricoprire, tipo crostata. La facciamo riposare un altro poco e ci prepariamo il ripieno. Uniamo l'impasto di ricotta al grano cotto. Mescoliamo bene.
e aggiungiamo i canditi. Dopodiché versiamo l'impasto nella tortiera per un paio di centimetri. Abbiamo acceso il forno e lo portiamo a 180 gradi e deve essere statico. Nel frattempo facciamo le striscioline di pasta frolla e appena il forno raggiunge la gradazione lo inforniamo per 50 minuti. È finita, adesso la inforniamo per 55 minuti, un'ora e poi ci renderemo conto quando è cotta con uno stecchino che se esce asciutto vuol dire che è cotta. Poi proseguiremo per il resto. Questa è la pastiera di grano completata, cotta. Buon appetito!